anche mantenere i tempi perché le operazioni del pomeriggio per l'adunanza privata sono lunghe e importanti. Il primo obbligo che abbiamo ci è molto caro, come sapete, è la commemorazione delle persone che sono state consocie e hanno dato un contributo importante alla cultura del Paese e alla vita dell'Istituto. Quindi prego Giovanella Cresci Marrone di venire per la commemorazione della socia effettiva Maria Capozza. Buongiorno a tutti. Maria Capozza ci ha lasciato all'età di 90 anni nell'ottobre del 2023. Socia corrispondente dell'Istituto Veneto dal 1984 e effettiva dal 2008, aveva negli ultimi anni molto diradato la sua presenza nelle sedute, vuoi per ragioni di salute, vuoi per assecondare la sua natura riservata, schiva, più propensa all'introspezione e al ragionamento profondo piuttosto che alla socializzazione. I più giovani di voi, quindi non solo anagraficamente, ma anche giovani per cooptazione all'istituto, non hanno avuto quindi modo di conoscerla. Ragione di più per ricordarla. E ricordare Maria Capozza vuol dire parlare di un lascito immateriale e di un patrimonio scientifico materiale. Il primo rappresentato dal suo impegno didattico, il secondo dalla sua produzione scientifica. Si tratta in entrambi i casi di eredità molto feconde. Di padre pugliese e di madre friulana, Maria Capozza ha studiato e lavorato sempre presso l'Università degli Studi di Padova, laureandosi in storia romana nell'Ateneo Patavino e poi insegnando in esso nei vari gradi di carriera accademica. Qui la vedete in due momenti, iniziali e finali del suo percorso di studi. Nel 1952 alla festa delle matricole, mentre esibisce il suo cappello bianco che contraddistingue gli iscritti a lettere. E nel 1956, alla conclusione del suo percorso di studi, mentre celebra il conseguimento della laurea in lettere classiche. Subito coinvolta nella carriera universitaria e già nel 1958 giovane assistente in un contesto accademico di grande prestigio, come si può desumere dalle immagini in cui è immortalata in un momento conviviale. Da questa immagine si possono rilevare due aspetti. Il primo è rappresentato dalle grandi personalità scientifiche e accademiche con cui è fotografata. Manara Valgimigli, Carlo Anti, un giovane Franco Sartori. Ma l'altro aspetto che si può rilevare è la minoritaria presenza femminile, che segna i tempi, siamo alla fine degli anni 50, quando le donne, che pure nelle facoltà umanistiche si avviano a diventare la maggioranza degli iscritti, sono però scarsamente rappresentati nei numeri esigui nei gradi della docenza. Il suo essere donna non la penalizzò però nella carriera universitaria. Libera docente nel 1968, diventa professore straordinario nel 76 e ordinario nel 79. Una velocità che nell'ambito umanistico oramai gli attuali professionisti nella carriera di storia romana non si sognano nemmeno, non si diventa ordinario se non in età avanzata. Diverso per gli scientifici. Ebbene, l'insegnamento
a cui tutti i docenti universitari sono ovviamente tenuti, ma nel quale riversano gradi diversi di tempo, di investimento lavorativo ed emotivo. Bene, questo invece assorbiva gran parte delle energie di Maria Capozza, per la quale gli aspetti didattici del mestiere universitario erano assai importanti. Ha sempre insegnato storia romana, per lo più al tempo, diciamo così, precedente alla cosiddetta riforma. E dunque quando l'impegno del docente era assorbito soprattutto nella preparazione dei cosiddetti corsi monografici, tutti gli anni ovviamente su temi diversi, che avrebbero rappresentato per i giovani universitari, per lo più appunto matricole, la palestra in cui cimentarsi per apprendere i rudimenti della disciplina. Il tessuto venemenziale a quel tempo della storia romana era dato per scontato. Se non lo si conosceva, c'era il manuale. Cosa si apprendeva all'università? Si apprendeva il metodo, gli strumenti con cui, a partire dalle fonti, si poteva ricostruire attraverso il vaglio critico, si potevano ricostruire i lineamenti del processo storico. Oggi tutti credono di poter fare storia romana, dai giornalisti ai divulgatori, ai vari opinionisti, che anzi vanno per la maggiore perché avvicinano al pubblico gli antico. Come si fa? Beh, non è poi così difficile. Non importa se si saccheggia il portato informativo del lavoro di tanti specialisti che non vengono mai citati. Non importa se si danno risposte qualche volta scontate, altre volte fantasiose, a quelli che vengono sempre chiamati misteri e che sono invece problemi scientifici. E non importa anche se si offre la visione distorta che gli antichi, in questo caso i romani, sono uguali a noi moderni, che è una fandonia, no? Ecco, il lavoro di Maria Capozza era agli antipodi rispetto a questo mondo. Lei parlava a studenti che venivano dal liceo classico, che per lo più intendevano dedicarsi all'insegnamento, alla carriera universitaria, o comunque a mestieri come quelli negli archivi, nelle biblioteche, nei musei, in cui il lascito dei classici e il metodo storico erano dati per scontati. Non bisognava scusarsi perché si studiava storia romana, che come voi sapete adesso è accusata di occuparsi solo di maschi bianchi e guerrieri. Allora serviva imparare il metodo, come assumere le informazioni, come vagliarle criticamente, come comparare le diverse tipologie di fonti, come inserire il loro portato di conoscenze in un contesto. Ma per apprendere il metodo ci vuole studio, ci vuole applicazione, ci vuole fatica, ci vuole riflessione. Ed è questo che fa la differenza tra chi fa storia romana come scienza e chi lo fa come spettacolo. Imparare il metodo serviva poi anche a chi avrebbe svolto altri mestieri nel mondo della cultura, dell'editoria, del giornalismo, e ai giornalisti farebbe tanto bene imparare come vagliare le fonti. Ebbene, Maria Capozza si è dedicata per oltre 40 anni a generazioni e generazioni di studenti che ha formato appunto al rigore dello studio e all'amore per gli studi classici. Si tratta di centinaia di individui che nella loro vita professionale hanno in seguito portato il contributo di quella formazione. È questo che io chiamo lascito immateriale.
Certo, ancora in molti ricordano i suoi corsi monografici, preparati con grande acribia nel chiuso del suo studio, scrivendo con la penna. A quel tempo non si usava il computer. Ed erano corsi monografici che affrontavano sempre temi nodali della disciplina, non dei francobolli evenemenziali, come spesso invece si usa. Certo, ancora in molti mi hanno parlato del suo approccio nel corso degli esami, che era un approccio severo, ma sempre rispettoso nei confronti degli studenti. Molti suoi allievi hanno sperimentato l'accuratezza delle sue revisioni nel corso della preparazione della tesi di laurea e ne hanno beneficiato proprio per perfezionare il loro processo formativo. E certo, ancora suoi allievi come Alessandro Milan, che qui è presente, che sono grato che sia qui con noi, hanno continuato con i suoi libri il filo dei suoi interessi, delle sue ricerche. Ma la maggior parte dell'eredità di un lavoro che assorbiva tanta parte del tempo di Maria Capozza è destinato a rimanere ignoto, apparentemente invisibile. Ma noi siamo qua a ricordarlo, a valorizzarlo e ad apprezzarlo, perché vive per proprietà transitiva nel lavoro di tutti coloro che l'hanno ascoltata nelle aule universitarie dell'Ateneo Patavino. Maria Capozza non si è mai sottratta anche ai suoi doveri istituzionali e ha tenuto l'incarico di direttore dell'Istituto di Storia Antica per vari periodi, alternandosi con Franco Sartori dal 1976 al 1990. Qui la vedete ermellinata, diciamo così, all'inaugurazione di un anno accademico, ma la vedete anche in abiti civili, insieme a un esponente del personale amministrativo da cui era molto amata, nel quotidiano, umile e gravoso lavoro burocratico. L'inizio della sua esperienza direttoriale coincise, tra l'altro, con anni non facili per l'Ateneo Patavino come per molti altri atenei italiani, perché la contestazione studentesca, nei confronti della cui istanze Maria Capozza non nutriva eccessiva simpatia, talora degenerava in violenza e metteva a dura prova le capacità decisionali dei vertici dell'Ateneo, direttori compresi. E veniamo al lascito materiale del suo lavoro, che è costituito dai suoi contributi scientifici. Maria Capozza si è formata in una scuola eccellente, un'ottima scuola, quella di derivazione asburgica di Attilio De Grassi, l'illustre epigrafista di origine istriana che aveva studiato a Vienna e che tenne il suo magistero a Padova dal 1950 al 1956, prima di essere chiamato a concludere nella cattedra di Roma la sua carriera accademica. Maria, insieme ad un illustre epigrafista veneziano, Silvio Pancera, fu una delle sue ultime, forse l'ultima sua laureata. E con lei De Grassi, che pure si batteva accanitamente perché l'epigrafia latina, che era la sua materia di elezione, studiare le iscrizioni, l'epigrafia latina diventasse una disciplina autonoma e si separasse, non fosse più l'ancella della storia romana. A quel tempo si insegnava storia romana con esercitazioni di epigrafia latina. Bene, Attilio De Grassi concordò con lei un tema non epigrafico. Il tema era rappresentato dalla ribellione degli schiavi nella Roma antica. Sappiamo che tale tema
era stato suggerito, ce lo confermano i suoi scritti la stessa Maria, da il giovane assistente di De Grassi Antonio Sartori, il quale aveva forse compreso che Maria era più versata a lavorare sulle fonti storiografiche piuttosto che attirata dal confronto con le evidenze materiali del mondo antico. Gli esiti del suo lavoro di tesi furono brillantissimi, tanto che Attilio De Grassi, che allora era socio appunto dell'Istituto Veneto, lei si laureò in febbraio, a novembre già presentò una nota per gli atti. Qui la vedete, intitolata Le rivolte servili di Sicilia nel quadro della politica agraria romana. In questo saggio Maria Capozza individuava il motivo del dilagare dell'uso della manodopera schiavile in Italia, lo individuava nella diffusione del latifondo e nella volontà dei proprietari terrieri di usare personale schiavile piuttosto che personale salariato perché costava meno, ovviamente. Ma Maria Capozza, ovviamente i metodi con cui venivano trattati gli schiavi erano a quel tempo inumani, coercitivi, ricordatevi che la notte venivano chiusi incatenati negli ergastula, no? Da cui deriva la nostra parola ergastolo. Ma la parte importante del lavoro, di questo lavoro di Maria Capozza, era aver collegato la riforma agraria di Tiberio Gracco nel 133 a.C., che aveva come obiettivo di ripristinare in Italia la piccola e media proprietà terriera, proprio come un antidoto alle guerre servili che erano scoppiate in Sicilia 2 anni prima proprio per il dilagare del latifondo, capite? Quindi era un ottimo lavoro. Su questo tema della rivolta degli schiavi, Maria lavorò a lungo e esercitò su questa proprio la sua riflessione critica e 10 anni dopo uscì una monografia titolata Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana, ottimamente accolta dalla critica, plurirecensita, e che si concentrava però sugli anni dalla nascita della Repubblica sino al 184 a.C. Su questo tema lei continuerà a lavorare nel corso di tutta la sua carriera accademica, approfondendo ad esempio protagonisti delle rivolte servili come Spartaco, lavorando su delle fonti come il bizantino Giovanni Antiocheno, il cui portato informativo era stato sin allora trascurato, lavorando anche su episodi di rivolte servili in contesto non romano ma etrusco, come ad esempio la rivolta di Volsini, e a questo tema collegò anche l'approfondimento del tema del banditismo, no? Sia in età repubblicana come in età tardoantica. Ricordo appunto un articolo sul bandito Cariettone, siamo sotto Valentiniano I. Non stupisce quindi che su questo tema fosse considerato un'autorità nel mondo accademico e fosse invitata a molti convegni scientifici, qui all'estero, convegni internazionali. Qui la vedete con Mario Attilio Levi a Strasburgo nel 1971 e in Polonia con Antonio Sartori. Partecipare ai convegni era un aspetto del suo lavoro che piaceva a Maria Capozza, ma quelli erano anni in cui in Italia si celebravano pochi convegni, adesso ce n'è uno al giorno, no? Ma a quel tempo l'unico convegno che si organizzava ogni anno era quello sulla Magna Grecia a Taranto, e qui lo vedete con Dino Adamesteanu, che era a quel tempo un organizzatore di questo convegno. E lì
andavamo anche noi, Magna Grecia, noi di storia romana c'entravamo poco, ma andavamo tutti gli anni, ecco, perché era l'unico momento in cui si potevano incontrare i colleghi, ci si poteva informare su quali erano gli argomenti su cui i colleghi lavoravano, e anche qualche trama accademica che voi sapete non manca mai. Ecco, un secondo indirizzo di ricerca a cui si dedicò Maria Capozza riguardava un'opera, il Breviarium, che vuol dire riassunto, di Eutropio, che è un epitomatore di IV secolo d.C., per nulla amato negli studi di antichistica. Non è un caso perché è noiosissimo, ma comunque. Ecco, però Maria Capozza si era dedicata a Eutropio in maniera molto intelligente. Si diceva allora che questo riassuntore riassumeva solo Livio. In un primo articolo invece Maria Capozza aveva dimostrato come invece attingesse anche ad altre fonti, ma in questa monografia, che esce nel 1973, lei si chiese una cosa importante: come riassumeva, no? le storie di età repubblicana? Perché riassumendo non parlava male dei re, delle origini, invece tutti, Tarquinio e Superbio, ne parlavano malissimo, Livio compreso? Come mai non parlava mai della plebe? Ci sono stati secoli e secoli di conflitti patrizi plebei e Livio ce ne parla in maniera diffusa, lei non ne parlava mai. Perché esaltava personalità come Cincinnato? Beh, la risposta che ci ha dato è stata una risposta importante, intelligente. Questo Eutropio è un senatore di IV secolo d.C. e quindi riassume quello che importa ai senatori di età tardo-antica. Per loro la politica è imperatore e senato. Che cosa gliene importa della plebe? Niente, e per questo poteva essere omessa. No? Perché non parla male dei re? Perché i re sono gli imperatori del tempo in cui vive e quindi non si parla male degli imperatori. No? Perché si esalta Cincinnato? Perché del tempo passato della Repubblica si recuperano solo le grandi personalità simbolo delle glorie militari. Questo libro Maria Capozza l'ha dedicato ai genitori, alla madre che l'aveva tanto aiutata in periodi di crisi e un periodo della sua vita di crisi che era quello appunto della malattia del padre, a cui Maria Capozza era molto legata. Costui era un ufficiale di carriera che aveva combattuto in Albania ed era poi stato internato in Germania. Un'esperienza che aveva profondamente segnato l'infanzia di Maria, forse contribuendo a cementare un rapporto veramente privilegiato. Ma ritorniamo ai suoi interessi scientifici. Poche, ma di grandi peso, sono le sue incursioni nella storia territoriale, che a quel tempo era considerata storia di serie B. Ecco, occuparsi del Veneto in età romana non era occuparsi di grande storia, un grave errore prospettico. Maria Capozza ha partecipato a questo volume, Il Veneto nell'età romana, che è uscito nel 1987, che è stato organizzato dall'Università di Verona in collaborazione con la Soprintendenza. È ancora una pietra miliare per gli studi del Veneto in età antica. Io venivo al tempo dal Piemonte, dove università e soprintendenza facevano una cosa sola, litigavano dalla mattina alla sera. Ecco, vedere un'opera come questa, in cui invece gli ispettori della soprintendenza lavoravano insieme ai docenti universitari, portando ad opere così di pregio, è per me stato così, insomma, prima un grande stupore, poi un esempio da mettere in pratica e da esportare. In questo volume Maria Capozza si era esercitata su le fonti letterarie che si occupavano del Veneto antico, con un bellissimo appunto contributo chiamato La voce degli antichi. Ma un altro tema che dimostra la sua sensibilità per nuove istanze nel, diciamo, lavoro degli storici
e quindi la sua capacità di cogliere nuove sensibilità è dimostrato da questi articoli che riguardano la storia delle donne. A lei si deve infatti un progetto di compilazione di prosopografia della componente femminile nel Veneto romano. Sono usciti a sua firma, vedete, nell'Istituto Veneto 3 contributi, 2 insieme a Caterina Pavan e 1 insieme a Marlene Salmaso, in cui Maria Capozza ha censito sulla base di tutta la documentazione disponibile, facendo proprio delle schede prosopografiche, tutte le donne che sono presenti nel municipio di Bellunum, di Feltria e poi di Padova. Per Padova ben 233 schede. Pensate che lei ha iniziato questo lavoro nel 1993 e che è stata una pioniera, perché solo nel 2002 Alfredo Bonopane e Francesca Cinerini hanno dato l'avvio a quei seminari sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica che hanno dato un incisivo impulso in Italia agli studi di genere. Non mancava in questa esperienza di studio la necessaria ottica comparativa. Lei si è quindi occupata di donne anche per altri contesti geografici, ma ha dovuto fare i conti con l'epigrafia. Ecco, lei è allieva di De Grassi, ma si era sempre tenuta lontana dall'epigrafia, ma in questi studi ha dovuto far conto delle iscrizioni, perché è soprattutto nelle iscrizioni che le donne, appunto, potevano, essere presenti. E lei scherzosamente in famiglia alludeva a questi suoi studi con la definizione "le mie donnette venete", no? Ecco, perché era proprio uno studio da pioniera, un seme che ha gettato e che poi ha avuto ottimi frutti. Ecco, penso ad esempio a Padova alla figura di Francesca Cavaggioni, che ha pubblicato il volume Mulier Rea, dinamiche politiche e sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana, che è stato proprio presentato da Maria Capozza per le memorie dell'Istituto Veneto. E poi il lavoro prosopografico è continuato nell'Istituto Veneto, ad esempio dal lavoro di Sara Nicolini, che ha fatto lo stesso lavoro per il municipio di Altino, che ha restituito tantissime presenze femminili, tanto che l'articolo è stato intitolato Protagonismo femminile. Un ultimo indirizzo di indagine che fu coltivato da Maria Capozza, e anch'esso assai attuale, riguarda la vitalità dell'antico nel moderno. Forse su impulso di Lorenzo Braccesi, che era succeduto a Franco Sartori nella cattedra di storia greca e che coltivava proprio studi sull'incidenza dell'antico nella cultura dell'Ottocento, Maria Capozza indagò nell'ultima fase della sua vita il rapporto con il mondo classico, niente po' di meno che in Giuseppe Garibaldi. Gli esiti dei suoi studi confluirono nel 2002 in una monografia intitolata, come vedete, Garibaldi e l'antichità, testi e dizionario storico. E con una grande sistematicità lei censì tutti i riferimenti al mondo classico contenuti negli scritti di Garibaldi, e notò la predilezione che Garibaldi aveva per la storia di Roma repubblicana. Lei considerava Roma per la sua missione civilizzatrice e detestava invece la Roma imperiale perché considerava che allora Roma fosse diventata prevaricatrice, perché asserviva i popoli altri. Questa fu una degna conclusione per un'esperienza di studi e di vita che vogliamo ricordare in ultimo con 2 immagini
che ritraggono Maria Capozza nei momenti privati, quelli di vacanza, momenti in cui abbandonava la severità del ruolo accademico per concedersi ai suoi sorrisi, che non erano avari, non erano rari, ma che avevano la capacità da una parte di esprimere la sua gentilezza d'animo, ma anche nel contempo di prendere le distanze dal mondo e rifugiarsi invece nella sua spiritualità. Grazie dell'attenzione. Grazie Giovannella per questa bellissima commemorazione. Interrompiamo brevemente la seduta per poter salutare la famiglia.